Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ehm, Bene, siamo al primo appuntamento della settimana. Durante la settimana comunque gli appuntamenti delle dirette sono 3, il lunedì come adesso, dunque alle 21:30 sul mio canale YouTube, il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e nuovamente qui su questo canale il venerdì sempre alle 21:30. Dunque non manca l'opportunità di trascorrere del tempo insieme durante il quale appunto rispondo a una domanda in modo gratuito per ciascuno, insomma, delle persone a cui riesco a dare una risposta nella mezz'oretta di tempo che dedico alle dirette. Bene, detto questo ovviamente vi ricordo come porre la domanda qui su questo canale, perché chiaramente immagino che abbiate esperienze anche altrove, ma ehm, ognuno, insomma, ogni persona che legge le sibille o i tarocchi, insomma, ha le sue modalità. Io qui chiedo il vostro nome, la vostra data di nascita, chiedo che formuliate una domanda chiara, dunque niente argomenti generici e se la domanda riguarda anche qualche altra persona dovrete mettere il nome e la data di nascita anche della persona su cui mi chiedete l'indagine o comunque di verificare. Mi raccomando, se non ci sono questi requisiti io passo oltre. E un'altra cosa che tengo a sottolineare, io rispondo in ordine di arrivo, non dimentico nessuno, seguo però la mia chat, dunque quello che è il mio rendiconto nella diretta. A voi potrebbe anche apparire un ordine leggermente diverso perché dipende dalla sincronizzazione dei messaggi e non sempre abbiamo la stessa visualizzazione, cioè non necessariamente quello che vedete voi corrisponde a quello che vedo io. Non mi commentate, mi hai saltato, quella perché vi prendo in antipatia, ve lo dico prima, perché io sono molto corretta e dunque non voglio che venite a farmi le pulci nel mio canale. Questo, primo. Secondo, non ho nessun obbligo, è un piacere per me, prendetelo come un dono. Dunque, l'unica cosa che dovete preoccuparvi di fare è di venire presto, perché così avete più possibilità che io vi risponda, proprio perché rispondendo in ordine di arrivo e avendo mezz'oretta di tempo è chiaro che in mezz'ora riesco a rispondere 5, 6 quando proprio cido dentro e non mi soffermo tantissimo. Mi piace però fare le cose ben fatte, con calma, dunque in ogni caso sono presente 3 volte a settimana, aspetterete il vostro turno o arriverete prima. Detto questo, vi ricordo che sono presente anche su Facebook in 2 gruppi, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque potete trovarmi anche lì e sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Siamo presenti su questo sito, dico siamo comprendendo ovviamente Marietto Veneziano che lo ha avviato, lo ha generato, ha creato questo sito ed è dal 2015 che diffonde circuiti radionici in modo completamente gratuito. All'interno del sito trovate anche la sezione shop dove potrete vedere i nostri servizi a pagamento. Io infatti, a parte le dirette, eseguo consulti privati a pagamento. Un consulto con me costa 20 euro e dura 45 minuti, dunque potremo rispondere e approfondire moltissimo le vostre richieste o comunque le situazioni che vi stanno a cuore. Ma direi di cominciare con i saluti. Buonasera Luigi, buonasera Felix Francesca immagino che tu ti chiami così. Buonasera Daniela, buonasera Chiara, buonasera Freddy, buonasera Selli, buonasera Laura, buonasera Maria, buonasera Melissa, buonasera Luna, buonasera Ines, buonasera Simona,
buonasera Veronica, buonasera Pangea, buonasera Agata, buonasera Loredana. Benissimo, bentrovati, mi fa ovviamente un sacco piacere di vedervi qui e spero che trascorriate un tempo sereno in mia compagnia. Vediamo di cominciare con le risposte. Luigi, 16 settembre 76. Ok, vediamo un pochettino se lo assumono a fare il supplente a scuola nella provincia di Verona. Bravo, bella domanda ben dettagliata. Cominciamo subito. Luigi e l'assunzione come supplente a scuola. Vediamo un pochettino. Il taglio è molto positivo, vediamo però cosa dice la stesa. Allora, diciamo che nutri ovviamente una serie di speranze, stai cercando quello che ti ispira di più o dove potresti inserirti al meglio. Vedo che cerchi comunque soluzioni, probabilmente ti sei rivolto anche a qualcuno, cioè hai parlato, ti sei informato, vedo che comunque arrivano dei suggerimenti da parte di una persona più grande, forse più esperta o più anziana anche in termini lavorativi. Dunque c'è sicuramente un'indicazione favorevole già nel passato. Abbiamo però nel presente alcuni aspetti un po' particolari, un po' difficili, dunque sembra che comunque ci sia qualche problemino ehm, imprevisto, che riguarda appunto, o una persona di una certa età, dunque più grande sicuramente in età rispetto a te, dunque potrebbe indicare una persona o una situazione che perdura da tempo. Dunque, ehm, questo è comunque un problema che in un modo o nell'altro, nell'immediato, si verificherà rispetto all'ambito della tua domanda. Probabilmente c'è qualche aspetto o qualche cosa che va assolutamente chiarito. Ci sono comunque dei margini, ti devi dare da fare, probabilmente devi, pressare oppure, fare più richieste o comunque, manifestare maggiore volontà. So che probabilmente non dipende esclusivamente da te, ma da tutta una serie di graduatorie, in ogni caso sembra proprio che arrivi una qualche buona possibilità. Vedi che nel prossimo periodo, si direbbe proprio che tu vada a confermare un qualcosa, qualcosa che diventa come una consolazione, che diventa una gratificazione verso l'impegno che hai impiegato anche nella ricerca di un'occupazione. L'unica indicazione che abbiamo è, legata forse alla durata del contratto. Sembrerebbe una situazione che comunque o vieni richiamato in un posto dove già hai lavorato, oppure il lavoro, il tipo di collaborazione sarà a tempo. Dunque, probabilmente, cioè ti viene data questo ruolo per un tot, per un periodo. Comunque mi sembra un esito o comunque una stesa piuttosto favorevole rispetto a questo lavoro. È possibile dunque, che tu veda qualcosa in questa direzione, qualcosa di positivo. Andiamo avanti. Francesca 13 maggio 80, Alberto 8 gennaio 75, ci sarà un bel sviluppo tra noi, ci stiamo conoscendo. Allora vediamo. Comunque cerchiamo di dare spazio anche alle nuove persone, perché tutti e due ho già risposto a voi di recente, dunque rispondo comunque nuovamente a Francesca, ma è corretto anche dare l'opportunità ad altre persone. Tra l'altro saluto Melissa, non so se l'avevo già salutata, Pierluca, buonasera, buonasera Cetti, buonasera
Beh, Luigi ti ha appena risposto, era un grazie, prego. Allora, vediamo un pochino. Francesca e Alberto, lo sviluppo. Beh, il taglio parla di qualcosa che durerà a lungo, vediamo, che ha insomma questo potenziale. Mh. Allora, è vero che la vecchia signora parla di questioni di lungo corso, è anche vero che parla di qualche ex e può anche indicare comunque, visto che era accompagnato da allegrezza al cuore, o un carattere di ufficializzazione oppure tutt'altro, magari si rispolvera una vecchia fiamma. Io qui, chiaramente il taglio dà alcune indicazioni che non sempre sono facilmente interpretabili, poi è nella stesa che vediamo il senso della cosa. Non è che proprio tutto dritto, tutto facile. Voi vi state conoscendo e sicuramente siete partiti anche in modo abbastanza interessante. Lui sembra essersi coinvolto, anche se non ti nascondo che tra mercante e denaro sembra che comunque ci sia una qualche convenienza di fondo. Non so dirti in quali termini è vissuta come convenienza, però c'è questo aspetto. Al presente, gran consolazione, vecchia signora, vedi che torna, l'abbiamo trovata al taglio, la troviamo anche qua. Sembra che ci siano dei desideri o dei pensieri legati a una persona del passato, a una ex, dunque qualcuno con cui lui ha interrotto una relazione, ma, ehm, sembra che ci sia ancora il pensiero verso questa figura qui. In effetti noi stiamo guardando fra voi, no, come sviluppa, e c'è qualche cosa che non è raccontata giusta, c'è qualche cosa che viene o taciuta o edulcorata, c'è qualche mezza verità, qualche situazione come se, eventualmente lui stia aspettando l'opportunità di riagganciare questa persona e che questo potrebbe portare un dispiacere all'interno del vostro rapporto. In ogni caso, diciamo che è più vissuto come un clima della situazione, non come un qualcosa che già si sta compiendo. Primo perché qua c'è solo il desiderio e secondo perché qui c'è l'attesa di un varco, di una possibilità. Non è ancora il momento, però tra voi proseguirà, ma qui comincerai ad avere dei dubbi su come lui si comporta, su quello che ti dirà, perché c'è del buono, c'è qualcosa di interessante, ma c'è anche qualcosa che confonde un po' le acque, come se la cosa restasse comunque su un aspetto fisico o, di attrazione. Non sembra esserci uno sviluppo nei sentimenti. Piuttosto guarda che l'occasione rende l'uomo ladro, è come se ci mettesse la mano anche il destino, si creerà un'altra situazione. Ora, che sia tu o un altro a introdurre questo ladro nella vostra coppia, questo, non è dato saperlo, ma dal momento che sembra che lui stia ancora pensando ad una ex, è possibile che la cosa degeneri più che altro per una confusione che nutre lui, nel prossimo periodo. E l'esito non è il massimo. Questa situazione sembra comunque destinata a interrompersi a causa di una rivale o comunque di altre figure che possono subentrare. Io
come sviluppo, se tu dovessi interpretartela da sola questa linea, penso che vedovo, sospiri, morte, superbia, cioè anche solo per i nomi che hanno le carte che sono uscite, giustamente una domanda te la fai. Io penso che la situazione, si andrà affievolendosi fino a morire spontaneamente, ci sarà un distacco che questa persona farà. Allora, vediamo la prossima domanda che è di Daniela. Buonasera, Ildegarda, vorrei chiederti se Sabrina, 23 marzo 69, mi restituirà i soldi che mi deve, sono parecchi. 5 maggio 63 Daniela, speriamo allora, lo spero per te. Vediamo un pochettino. Vediamo se Sabrina restituisce i soldi a Daniela. Il taglio sembra indicare che si sta impegnando in quella direzione. Vediamo però un po'. Allora, diciamo che qui, insomma, la situazione è un po' burrascosa. Questa tua amica in questo momento non è neanche ancora lontanamente nella condizione di restituirteli. Sembra che corra il rischio di perdere la sua casa da un momento all'altro. Cioè ci sono proprio delle situazioni un po' pesanti. Ehm, Sicuramente tu le hai dato una mano dove altri si sono tirati indietro, sembra che ci sia stato comunque un'interruzione o un qualcosa di anche difficile, quasi ai limiti con una bella letterina dall'avvocato. Diciamo che non è stato facile anche finora e, nemmeno per te, perché probabilmente è passato anche del tempo da quando tu le hai prestato questa somma, le hai dato il tuo aiuto, le sei andata incontro. Diciamo che però, per quanto la volontà di questa persona sia anche, sincera, è proprio in difficoltà. Non e non penso che stia trovando scuse, è proprio delle questioni a livello economiche che gravano sulla casa. Dunque io in questo momento non vedo, anche vedi disgrazia speranza, non è adesso, non vedo la restituzione della somma in questo momento. Nel prossimo periodo comunque a sua volta sembra che riceverà un aiuto o tu stessa riceverai un aiuto da parte di qualcuno un po' preparato anche, che ti può guidare, dare delle indicazioni, delle informazioni su come muoverti in questa situazione e che effettivamente ti daranno dei risultati. Ora, l'idea che viene così, leggendo un po' la conformazione di queste carte, è che ti darà comunque una notizia, ti darà comunque una comunicazione, ti confermerà la sua buona volontà, il suo impegno, ma è probabile che alcune difficoltà comunque le rendano difficili questo compito. Sono dell'idea che vi accorderete per un po' alla volta, dovrai avere pazienza, dovrai avere pazienza perché a volte l'attesa ti farà credere che questa cosa sfumerà via, ma in realtà allegrezza al cuore e Imeneo mi fanno, pensare a un buon accordo che riuscirai a trovare con la tua amica. Forse non è in grado di restituirteli tutti alla volta, forse non è in grado di cominciare a restituirteli un po' alla volta adesso e, però potresti riuscire prima, a, trovare un mezzo accordo e poi dovrai pazientare un po' perché cominci veramente la restituzione della somma.
Io non vedo ancora l'entrata di tutta la somma, sarebbe un po' anche non corretto dirti così, però vedo che un po' alla volta qualcosina con tanta attesa arriverà. Allora andiamo avanti. La prossima è Sally. Vorrei sapere come andrà il rapporto tra Federica, 28 settembre del '90, e Giuliano, 30 1M, per favore Sally. 30 gennaio, perfetto. Gennaio era uno spazio quello, ok, 30 gennaio 93. Allora, vediamo il rapporto tra Federica e Giuliano. Allora, beh, il Gran Signore è sempre un buon segno, sembra indicare comunque l'uomo giusto, è pur sempre il Re di Cuori, e comunque anche la carta della conversazione parla di un inizio armonioso dove, comunque vi sentite quasi, anime affini, come se vi conosceste da una vita, come se foste parte della stessa famiglia. C'è comunque qualcosa di piacevole, vediamo un pochettino. Allora, dovrai fare un po' attenzione a qualche invidiosa, qualcuna che cerca di giocare un tiro al vostro rapporto, questo diciamo che è nell'esito. Per quanto riguarda voi 2, comunque, diciamo che nella linea del passato abbiamo una partenza un po' così, nel senso forse, era finito un rapporto precedente, qualcosa che ha portato comunque parecchia sofferenza, forse è durata perfino più a lungo del dovuto, o ci sono state delle difficoltà che sono, come dire, sopraggiunte o che avete vissuto quasi con impotenza, non dipendevano da voi e non è stato sempre tutto facile. Magari potrebbe anche essere che inizialmente, ci fosse già una persona nella vita di lui. Comunque sono tutte ipotesi, non conosco la situazione, non conosco la storia, né è deducibile dalla domanda. Diciamo che piuttosto, questa volontà, questa determinazione che avete avuto, anche questa voglia di combattere per riuscire a realizzare il vostro sogno, sta portando frutto. In ogni caso al presente c'è qualcosa di molto valido. Ma attenzione, la carta comunque della vecchia signora o ci dà un'indicazione, magari riguardo te che sei un po' più grande di lui e dunque può indicare che comunque si costituisce un momento, un rapporto, una relazione molto serena, foriera di buone cose che portano proprio pace, serenità, anche un lungo rapporto potrebbe indicare, oppure, comunque può avvertire di una presenza che, riguarda il passato o una madre, ma diciamo che, vista la qualità delle carte, a parte questa che può indicare alternativamente determinazione o qualche segreto, diciamo che, la cosa comunque va. Attenzione, non so perché parla di un viaggio per rivedervi, riunirvi. Mh. Diciamo che, potrebbe, indicare o che, anche se non strano, generalmente, si vedono, eventuali distanze fra i 2 partner, nel caso ci fossero parecchi chilometri a dividerli, sembra proprio che un qualcosa, o vi spinge a fare un viaggio insieme e passerete,
forse del tempo di qualità insieme, qualcosa evidentemente che, diventa, cioè importante per cui viene segnalato. Dunque un viaggio che farete insieme, questo rinsalderà la vostra unione, oppure, boh, dovrete viaggiare per rincontrarvi, c'è un qualcosa che dovrete, correggere, come se vi ritrovaste, o insomma avete, magari attraversato qualche periodo travagliato per affermare la vostra coppia. Comunque nel futuro sembra proprio che ci sia un maggiore rinforzo della vostra unione o addirittura che tornerete sui vostri passi. Magari non viene segnalata una qualche rottura, ma magari un'incomprensione legata alla presenza di una ex, comunque vi vedo, riavvicinarvi e anche in modo favorevole, positivo. Dunque, si creano delle occasioni, forse c'è un po' c'è un po' un senso di trascuratezza in alcuni momenti. Evidentemente per qualche ragione non è sempre possibile vivervi al meglio, essere sempre presenti, però nonostante tutto ci sono delle buone aspettative nei confronti del rapporto che state costruendo. Come ti annunciavo all'inizio, dovrete fare attenzione a qualcuno che vi invidia e vi spia. Vedi che ci sono delle presenze, forse qualcuno nel vostro entourage, qualcuno che rischia di, creare, a volte anche intenzionalmente, dei pettegolezzi, magari su qualche flirt o qualche cosa che, faranno girare come voce, tramite messaggi e cose del genere. Dunque, questo è il rischio maggiore che sembrate correre nel prossimo periodo, però se le sibille avvisano, evidentemente dovrai guardarti da chi avete intorno o da qualche pericolo, ecco, di qualcuna che magari potrebbe anche provarci, con lui. Comunque mi sembra, abbastanza un buon periodo per il vostro futuro. Andiamo avanti. Laura, intanto vedo se, qualcun altro ha scritto qualcosa. C'è Zara degli Eroi, Daniela, buonasera anche a te, buonasera Anna Maria, buonasera Nadia, buonasera Tiziana, un bacione anche a te, buonasera Eva, grazie. Buonasera Nunzia, abitate lontani, perfetto. Ecco perché questo necessità di viaggiare. Vediamo un po' la domanda di Laura. Buonasera, vorrei sapere se ci sono novità breve lavorative. Grazie Laura, 23 maggio dell'80. Vediamo che cosa indicano le sibille per te Laura nel prossimo periodo. Mh. Allora, beh, diciamo che qualche notizia non è stata proprio quella che ti aspettavi e, forse, proviene da qualche aiuto nel quale confidavi. Vediamo un po'. Ah, proprio piegato troppo, okay. Allora, beh, l'esito rincuora parecchio rispetto a quello che vediamo nella stesa e quello che sembrano descrivere nel prossimo periodo. Diciamo che, già nel passato si vedono momenti di attesa parecchio impegnativi, occasioni che sono sfumate sembra quasi in modo anche piuttosto forte, portando non poche afflizioni, però diciamo che al presente
ci sono delle indicazioni un po' più favorevoli. In effetti lettera vecchia signora, parla di una qualche comunicazione, di una telefonata che potresti ricevere, una chiamata, diciamo così, da parte forse o di un vecchio posto di lavoro, qualcosa dove sei già stata, oppure, da parte proprio di una persona, su cui tu sai di poter fare affidamento, una persona di vecchia conoscenza e di grande esperienza. Dunque c'è qualcosa di una di queste 2 opzioni, fermo restando che ci sarà dunque, la lettera come senso di un qualcosa che ti arriva, o una comunicazione, una telefonata, qualcosa che apre un dialogo. E, diciamo che per qualche ragione può anche indicare l'interferenza di un ex, perché la vecchia signora ha anche questo come senso e siccome la carta del sacerdote e il nemico avvisano, preannunciano situazioni anche a carattere legale che possono creare ostacolo, influenzare in modo negativo alcune, risposte che attendi, diciamo che è un periodo un po' così, cioè nell'immediato novità non se ne vedono. Nel prossimo periodo comunque sarai presa dal combattere degli attacchi ingiusti che, sembra tu debba ricevere e che ovviamente ti deviano l'attenzione, dalle questioni lavorative, perché comunque c'è un qualcosa, o riguarda appunto l'aspetto lavorativo dove sembra non muoversi nulla e anzi, essere messo tutto in difficoltà, oppure, prosegue il discorso a carattere legale che ti vede impegnata in questa battaglia, dove chiaramente, uscirai un po' stanca da questa situazione. Diciamo, sarai quasi rassegnata a non trovare pace come vorresti, ma attenzione perché sebbene il periodo, attuale e il prossimo immediato siano particolarmente pesanti, okay, e, potresti essere un po' scoraggiata, un po' tanto, attenzione perché qualcosa cambierà completamente. Dunque, alla fine di tutte queste prove che, andrai ad affrontare e potrebbero anche indicare situazioni poco chiare che si muovono alle tue spalle, mettendo a rischio anche alcune cose che avevi già conseguito. Dunque, le cose sono 2: o mi sta avvisando che sarai veramente distratta da cose sospese, battaglie sospese che segneranno alcuni punti, a tuo svantaggio e di conseguenza ti distrarranno dalla questione lavorativa, ma che poi una volta sistemate queste cose ti permetteranno di ripartire alla grande vincitrice, oppure è proprio la questione lavorativa che nasconde delle insidie che tu non conoscevi e che in qualche modo ti colpiranno alle tue spalle rendendoti quasi impotente di fronte a questa prova. Attenzione però perché in entrambi i casi comunque ne esci vincente. È un periodo che potrà protrarsi ancora per 1 mesetto, massimo 2, ma che andrà a sbloccarsi e porterà delle notizie, delle novità. Dunque, tutto quello che stiamo vedendo adesso sono delle prove che in qualche modo sei tenuta ad affrontare, non potrai scavalcarle, non potrai raggirarle, dovrai passarci nel mezzo, ma ne esci bene. Quello che si vede comunque nell'esito è ancora più rasserenante, perché qui c'è un successo. Dunque, da un punto di vista lavorativo verrai sicuramente riconfermata, otterrai, anche qualche miglioria dal profilo economico, non escludo che questa bella occasione però sia legata a qualche posto un po' più lontano, oppure la carta della leggerezza può indicare che finalmente questa conferma che tu avrai
ti permetterà non solo di gestire al meglio la tua famiglia, ma anche di toglierti un peso da una prospettiva economica, perché ovviamente, successo, riuscita sono 2 carte molto belle, indicano una forma di serenità e solidità economica che ti porteranno dunque più leggerezza nella vita, più serenità. Tieni duro Laura. Allora rispondiamo ancora, tanto vediamo se oh, buonasera Maurizio Antonio, ben trovato anche tu, buona serata anche a te. Vediamo la prossima domanda è di Freddy Federica, 10 luglio 95, Urazvan. Spero di averlo pronunciato bene, è la prima volta che leggo un nome del genere, Razvan, 18 luglio 93, vediamo se l'interesse di lui verso di te è vero. Vabbè, vediamo lui verso di te, facciamo prima. Allora, annuncio già a Melissa che non la salto perché non l'ho vista nell'elenco, ma la salto perché non c'è la domanda. Io dico sempre nome e data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Qui c'è solo nome e data di nascita, non so neanche che cosa devo guardare. Dunque, Melissa, magari la prossima volta tieni a mente che devi anche mettere la domanda. Rispondo a Freddy, Federica e Razvan. Vediamo Razvan nei confronti di Federica. È un po' circospetta la situazione. Sta osservando. C'è qualcosa di poco chiaro. Cioè il sentimento sembra esserci, ma il nemico non lo rende molto affidabile. Allora Federica, io non me la sento di dirti che lui sia completamente affidabile. Partiamo intanto da una situazione che sembra nascere da una forma di calcolo, come se avesse valutato se scegliere te o una tua amica. Non so fino a che punto, non conosco la vostra storia, non so a cosa veramente alludano le sibille, però è un po' particolare, cioè c'era già una situazione che si è bloccata e comunque c'è qualche calcolo, come se avessi aspettato un'opportunità per scegliere, cioè non è proprio chiarissimo e non è proprio bellissimo, dunque c'è qualcosa che invita alla cautela. Come vedi c'è anche, tra l'altro, chi parla alle spalle, la nemica e la conversazione ovviamente sono proprio cose che vengono dette e che cercano di affondare un colpo, una ferita, un tiro mancino, e potresti anche la relazione oppure l'interesse potrebbe subire delle alterazioni proprio a causa di questo, e lui magari cambiare un attimo atteggiamento. Di sicuro qualcosa nascerà di anche positivo nel prossimo periodo, perché comunque sono carte di apertura, di inizio, vedi c'è anche il progetto, speriamo che non dica che attenderete un figlio, nel senso è meglio se approfondite con più calma la vostra conoscenza e, e abbiate un pochettino di pazienza, perché io non è che vedo poi la cosa svilupparsi in modo tanto felice, perché sì che c'è qualcosa di buono, che un buon periodo a cui vai incontro insieme a lui, a Razvan, cioè sembra che cominci a costruire un rapporto di fiducia, però è anche un po' sfuggente questo ragazzo qua. E dunque, anche se
ora sembra muoversi nella tua direzione, nel prossimo periodo sembra costruire o avviare un processo di fiducia, di proprio dare l'avvio a una vera e propria relazione, c'è un qualcosa, arriva un'altra persona, arriva un nuovo elemento che si insinua e che porta un suo raffreddamento e distacco. Dunque non ti ci buttare proprio con tutto il cuore in questa cosa, anche se, ti ripeto, nel prossimo periodo, per come andranno le cose che sembreranno così positive, non ti verrà assolutamente voglia di credere alle mie parole. Però non è tanto il prossimo immediato futuro, sarà nei mesi successivi che arriverà qualcos'altro. Potrebbe essere una persona che comunque è più innamorato dell'amore che non delle persone, magari insegue le novità. Comunque, qualcosa qualcosa c'è, non è che non c'è, ma non è del tutto felice la situazione. C'è un qualcosa come se lui rimpiangesse, una persona del passato o qualcuno con cui ha avuto qualcosa. Non è tutta limpida questa persona, dunque attento. Sicuramente ha dell'interesse e lo avrà ancora di più, però come gli si accende l'interesse sembra che gli si spenga. È un po' così, vivila senza troppe aspettative. Benissimo. Allora, io vedo che c'è Ines che dice: "Vediamo se stasera riesco a fare la lettura". Allora dai, al volo, anche se ho sforato ampiamente l'orario, ti rispondo. Ines, 6 aprile '67, vorrei sapere come va il progetto che sto facendo. Grazie mille. Allora, uhm ah no, era Luna che ha scritto, poi Ines. Allora no, l'ho presa per una stessa domanda, invece Luna. Prossimi mesi nella mia vita. Keila, 22 maggio '83. Allora, qui vediamo un pochettino. Allora, Keila, giro rapidamente le carte. Per Keila è l'amore nella sua vita, 83, già. Beh, una novità nella cerchia delle tue amicizie, vediamo un po'. Mh. Allora, qui, io non so, nel passato sembra che nella tua vita si sia inserito un ragazzo con cui insomma ti sei riavvicinato, ma non è s no ti sei riavvicinata, ma non è stato tutto molto felice, dunque, mh, o sei tornata con una persona o che ti aveva tradito o che tu hai tradito, comunque c'è un rapporto che non si è sanato del tutto. Alla fine vedo che c'è questo momento di solitudine, anche se stai frequentando o nel tuo orizzonte, nelle tue mire c'è, una persona attenta, diffida, un narcisista, c'è di mezzo qualche altra persona, non è positiva per te questa persona qua. Dunque io ti consiglio, ti suggerisco di lasciar perdere. Quello che vedo invece è che o vai a fare un viaggio, ehm, anche lontano, non so se per lavoro, se per tornare a casa, se per andare a trovare qualcuno, c'è però un'indicazione qui che parla di luoghi lontani, ed è qui che potresti incontrare una persona, un ragazzo che magari è solo, oppure un qualcuno che di recente ha subito una qualche perdita, c'è qualcosa che
però porta, un qualcosa di forte. Dunque arriva un qualcuno che magari non è, come dire, subito pronto a rimettersi in gioco, ma ci sarà una fortissima attrazione con questa persona. Dunque c'è qualcosa che si muove. Ti ricordo adesso, anche se tu hai sott'occhio un qualcuno che sicuramente ha il suo fascino, il suo carisma, eccetera, però te lo sconsiglio, questa persona non va bene. Aspetta perché arriverà qualcosa, ma tutte figure femminili qua. Dunque o sarai circondata soprattutto prevalentemente da donne e, da persone care, da amiche, oppure in ogni caso ci sono riferimenti a persone amate del passato. Dunque, magari sei tentata di andare a ripescare qualche ex per non stare sola, oppure potrebbe essere che qualche ex viene a ripescare te. Però ecco, non è ancora il momento, diciamo, del grande amore della tua vita. Se anche si affaccia qualcuno che può essere interessante, sarà comunque un po' impegnativa la situazione. Però, non vedo, come dire, delle carte tanto brutte. Periodo così prendilo così come viene e, stiamo a vedere questo qua che dovresti incontrare o durante un viaggio o al rientro dal viaggio. Vediamo un po' cosa ti porta, il tuo destino. Bene, detto questo io ringrazio tutti i partecipanti, tutte le persone che hanno trascorso il loro prezioso tempo in mia compagnia. Vi ricordo che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti. Potete prenotare il vostro consulto al 347 8702 622. Sono comunque nuovamente online mercoledì alle 21, mi raccomando, sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se non conoscete il suo canale YouTube, cercatelo proprio Marietto Veneziano e iscrivetevi al suo canale così che potrete porre la vostra domanda mercoledì alle 21. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao.